tentiamo di fare un approfondimento molto verticale sul cicloturismo e forse se vi comportate bene, mi pagate bene, nel prossimo call to action, come sarà legato all'aspetto dei cammini, faremo l'approfondimento su tutto quello che è il mondo delle camminate, trekking, eccetera, eccetera. Ok? Allora, il cicloturismo è un fenomeno, un po' come ci ha raccontato questa mattina Lorenzo. Teniamo conto che è un trend in grande crescita, dove quello che sta succedendo è che i territori, le amministrazioni locali, diciamo provinciali, con le diverse sfaccettature a livello europeo, stanno investendo moltissimo. Perché quello che sta succedendo è che crescono sia le arrivi come le presenze nelle destinazioni che hanno sviluppato un'offerta specifica caratterizzata come tale. Traduco, c'è una scelta strategica, c'è una decisione. Per esempio, abbiamo alcuni fenomeni, come nel caso della ciclovia del Danubio, con più di 300.000 ciclisti all'anno, o anche tutto l'ambito dei castelli della Loire, che era un prodotto storico che funzionava, eccetera, ma per rivitalizzarlo lo hanno sviluppato in bicicletta. Il risultato, come vedete, è che più o meno per 800 km di pista ciclabile ci passano 1 milione di turisti. Mi metto a farvi la foto anche a me o no? Ah, disattivo il cellulare. Ma sei tedesco, veramente, sa nell'anima, Hai fatto la foto? L'hai fatta? Sì. Ok. La domanda, perché? Allora, il cicloturismo rappresenta il 46% del totale del turismo attivo, quasi il 50%. Per la vostra informazione, il 35% circa lo rappresenta il mondo delle camminate. Pertanto, 46 più 35% quanto fa? Quasi l'80%. Vuol dire che tutto il resto delle 243 tipologie diverse, anche l'arrampicata, mi spiace Corrado, litiga per il 20%. Ok? Non ho nessun dubbio, sai che io sono positivo, se vuoi che faccia una preghierina per te, lo faccio, per la tua arrampicata lo faccio volentieri. Pertanto, allora, in Europa 44 miliardi, scusate, è quello che generano i viaggi che hanno come motivazione la bicicletta. Attenzione, gente che decide farsi la vacanza in bicicletta, non gente che si va a fare la vacanza di mare e come piove si prende la bicicletta dell'albergo e fa una scappatina. Cioè, la logica qua è la motivazione. L'altro punto importante è che questo si traduce più o meno in 2,3 milioni di gite o di viaggi escursionistici, miliardi scusate, ok? Comunque, come vedete è un settore importante, non è più una nicchia, non è ancora di massa, ma comincia a svilupparsi fortemente. E perché cresce? Cresce perché anche dal punto di vista del settore turistico si sta strutturando. Lorenzo ci parlava dell'Italy Bike Hotels, del loro gruppo di alberghi che hanno caratteristiche specifiche, ma soprattutto perché c'è un interesse da parte dei tour operator che cominciano ad andare su questo segmento. Perché cresce? Fondamentalmente cresce perché c'è una richiesta di attività outdoor e di contatto con la natura importante, ma anche per il fatto che abbiamo visto in questa mattina della volontà di vivere il territorio in un modo diverso e in contatto con il territorio, ma facendo delle attività proprie e specifiche. C'è un aspetto importante, qualcuno di voi, non mi ricordo chi, non lo sto vedendo qua, mi parlava del perché. Questo è molto importante perché è l'aspetto differenza, perché il mototurismo, il 4x4, eccetera, eccetera, non è dentro il turismo attivo, per una ragione semplice, perché nel turismo attivo il motore sei tu, ok? Lì è la differenza.
Una cosa è turismo, diciamo, outdoor che si fa fuori, però nel caso del mototurismo, macchine, fuoristrada, quote, eccetera, non è considerato turismo attivo. Sì, turismo outdoor, ma non turismo attivo. Ok? Bene. Quello che sta accadendo, il perché è importante per una destinazione, per un territorio sviluppare è il cicloturismo. Fondamentalmente perché ci permette la possibilità di offrire o di vendere il territorio, l'offerta del territorio a nuovi segmenti di mercato, attirando segmenti diversi e consolidando anche i rapporti con i turisti che già abbiamo sul territorio, oltre alla possibilità di incrementare la permanenza media nella destinazione, perché la permanenza media di chi vi fa turismo attivo, e in particolare cicloturismo, come vedremo, è leggermente superiore al turista, diciamo, che non fa turismo attivo. Soprattutto anche perché, e questo è un aspetto importante, serve alla destagionalizzazione. L'ho detto bene? Perché diciamo, il periodo di attività arriva fino a 8 mesi all'anno, ovvero da marzo a ottobre, con diverse punte e tenendo conto da dove, qui stiamo parlando a livello generale, pertanto ci sono i posti di montagna dove lo puoi fare nel mese di agosto, magari in Sardegna in agosto non è il posto più adeguato, ma soprattutto perché le nuove tipologie di biciclette o modalità di cicloturismo che vedremo servono per destagionalizzare e soprattutto perché mi permettono di creare un'offerta differente in funzione della stagione. Ok? Cioè posso lavorare con il mountain bike, posso lavorare con il cicloturismo, le slow tourism, eccetera, eccetera, dipendendo, pertanto posso lavorare con quella logica che dicevamo prima della multi-attività. Perché può essere importante? Perché soprattutto genera benefici non soltanto per gli operatori, sino per il territorio. Per i supermercati, per i negozi, per i bed and breakfast, cioè, ha una capacità in qualche maniera, magari non di grandi investimenti, ma sì di capillarità assoluta. Serve per creare o per facilitare il consolidamento di nuove professioni e professionisti, ma anche ci permette un ritorno economico non indifferente, come vedete, perché per ogni euro investito riesce a restituirne fra 4 e 5 nell'arco di 3 anni. Vuol dire che l'investimento che io faccio, magari in creare delle infrastrutture piuttosto che sentieri o piste ciclabili, evidentemente si ripaga per il beneficio che mi genera sul territorio in un periodo relativamente breve. Perché è importante per un territorio? Perché il cicloturista spende normalmente un 20% in più del turista che si sposta in macchina. Ha una maggiore disponibilità, ma soprattutto ha una maggiore voglia di attività. Con una spesa media giornaliera che, come vedete, siamo attorno ai 67-68 euro, con il fatto che mi permetta la crescita dei nuovi operatori economici, ma anche il recupero di spazi o infrastruttura oggi non più servibili, come nel caso concreto delle ferrovie dismesse, dopo vedremo un progetto interessante, o il recupero delle viabilità minori. Bene, che cosa è però il cicloturismo? Il cicloturismo non è altro che una modalità, una forma di turismo che è focalizzata sulla bicicletta come mezzo di trasporto, ma come vacanza. La motivazione della mia vacanza è andare in bicicletta, lo quale vuole dire che diciamo, la pratica turistica coincide con la destinazione. Scelgo la destinazione adatta a me per fare attività cicloturistica, non scelgo il territorio. Mi avete capito? Sì o no? Scelgo la destinazione perché ha servizi e ha tutto quello che ho bisogno per fare la mia pratica di bicicletta. Non compro il territorio, compro i servizi che quel territorio ha. Pertanto io ho bisogno di presentarmi al mercato come destinazione adeguata perché ho servizi adeguato. Modello Finale Ligure. Perché scelgono Finale Ligure? Perché è tutto improntato per fare la vacanza in bicicletta.
Io non voglio territorio, voglio andare in bicicletta. No, anche no, comando io, cara, non comandi te. I 50 euro sono miei, non tuoi. Ne discutiamo dopo. Pertanto, quali sono gli elementi caratteristici? Uno, il viaggio coincide con lo spostamento. Dopo, la meta è sostituita dallo spostamento. Ma soprattutto lo spostamento è lento e soprattutto sostenibile, perché la velocità lenta vi permette teoricamente di avvicinare e vedere i luoghi, non avere l'esperienza, capire i luoghi, vedere i luoghi. È sottile, ma importante. Cultura e tradizione. Dipende di che cosa tu intendi per cultura e tradizione e di che cosa intendo io. No, io non lo sto dicendo questo. Cosa te sto dicendo? Incontrare luoghi, persone, cultura e tradizione. Sono io che incontro. Sì, non quello che tu vuoi. Toglietevi dalla testa che noi comandiamo, ragazzi, noi non comandiamo un tubo. Chi comanda ce l'ha dimostrato adesso Valentina, è il cliente. Discutevo prima con Corrado. Dove sei Corrado? Lì. Selvaggio blu, lui è un purista e mi va bene. Selvaggio blu, ok? Bene. Io le ho detto, va bene, ma lasciami creare il prodotto selvaggino blu. O il selvaggino arancione, per quello che non è un super atleta. Lui giustamente mi guardava male. E lui ha ragione, però ce l'ho anch'io. Perché? Perché lui mi vende per il mega sportivo fantastico. Voi mi vedete a me arrampicato per le corde facendo il selvaggio blu. Tu sì, io no. Ma io vorrei fare il selvaggio blu. Ma quello che mi è piaciuto di più è che lui mi ha detto non ti preoccupare, che non devi caricare più di tanto, te lo porto lui, ma soprattutto ogni 20 minuti mi arriva il gommone. Va bene? Pertanto la sicurezza che dopo un po' di sforzo ed avermi fatto il selfie e aver detto al mondo che sto facendo il selvaggio blu, dopo, non la prima tappa, il primo quarto d'ora mi arriva il gommone e mi riporta. È fantastico. Bravissima. E questa è un'esperienza o non un'esperienza? Dal tuo punto di vista? Per te sì, per me no. Andiamo avanti, va. Le tre grandi categorie del cicloturismo. 3. Cicloturismo itinerante e il cicloescursionismo del cicloturismo sportivo. Ribadiamo quello che dicevamo questa mattina. Soft adventure, avventura totale. Sa, il cliente è diverso. Qui abbiamo la famiglia Rossi, qui abbiamo la coppia giovane più o meno preparata, meno preparata, qui abbiamo la gente tonica, ok? Lo quale ci porta a ragionare le macro categorie. Il cicloturismo itinerante vuol dire che faccio la vacanza con la logica di muovermi alla scoperta del territorio in modo tranquillo e slow, con lunghe tratte che prevedono dei pernottamenti in strutture diverse, con luogo di partenza e arrivo diverso, dove l'85% del cliente si organizza. A noi ci manca questo in Sardegna. Questa tipologia specifica, che ormai è la più diffusa in Europa, da noi ci manca. E la vacanza in bicicletta. Mentre che il cicloescursionismo, in qualche maniera, è l'elemento dove diciamo, in qualche maniera, faccio la vacanza che si complementa anche con la mia esperienza di bicicletta. E su questo elemento importante, quando andiamo sulla questione sportiva, i MAMIL, e la valenza sportiva della vacanza, o quando io decido di andare con la mia propria bicicletta, perché vengo a fare il selvaggio blu sul serio, non come me, ok? Sino che il ragionamento è l'abbinamento al concetto di vacanza con la propria bicicletta. Come il mercato turistico vende, stiamo parlando di Europa, vende il cicloturismo. 3 grandi prodotti o concetti di prodotto. Cycling Holidays, che vuol dire almeno una notte fuori casa, dove la bicicletta è il principale scopo della vacanza. Holiday Cycling,
che la bicicletta forma parte della vacanza, prima faccio vacanze di bicicletta, la seconda, la bicicletta è un elemento importante della vacanza complessiva, ok? Dove il turista alloggia nello stesso luogo, magari fa escursione a stella, mentre che prima è itinerario prevalentemente, o il cycli day, che sarebbe, diciamo, quello che mi va a fare la vacanza e affitta la bicicletta piuttosto che prendere la bicicletta dell'albergo. Lo quale ci porta a capire le diverse tipologie. Vado molto veloce su questo, sulle diversi prodotti di cicloturismo che ci sono. Le slow bike, sarebbe la vacanza classica in bicicletta, tranquilla, eccetera, mountain bike, piuttosto che diciamo, l'appassionato della bicicletta di corsa, e comincia a crescere enormemente la bicicletta pedalata assistita e altre modalità come la gravel bike, piuttosto che la fat bike o la bicicletta pieghevole, che sembra di no, ma comincia a funzionare. Non guardarmi male, Corrado, sono pazzi questi, cosa vuoi che ti dica? E quali sono le tipologie più richieste? Fondamentalmente, come vedete qua, la logica, però non eccessivamente, in un 16% si arrangiano. Vuol dire, è un mercato organizzato, ma prevalentemente il soft adventure funziona per libero. E quali sono i mercati più interessanti? Perché qui funziona molto l'utilizzo della bicicletta. Il mercato più interessante è quello dell'Olanda, dove il 35% degli olandesi utilizzano la bicicletta normalmente, seguiti dai danesi, gli ungheresi, diciamo le scandive in generale, piuttosto che nel caso dei tedeschi, che arriviamo al 13-14%. Poi bicicletta poca, poca. Lasciami guardare la Spagna, dove siamo? Non c'è, immaginati. Noi italiani, con la mia metà italiana, al 5,6%. Ok? Però, curiosamente, sono quelli che viaggiano di meno, che utilizzano in casa meno la bicicletta, la sua attività quotidiana, ma come mercato di outgoing, il mercato più importante è il tedesco. Ti ricordi quello che discutevamo la mattina? Ok? Perché? Perché come mercato di outgoing, di andare a fare vacanze di cicloturismo, è il mercato importante, seguito del olandese, l'italiano, ma anche altri mercati, come potete osservare qua. Bene, mercati. Questo è importante per cominciare a capire dove andare a presentare la nostra offerta come Sardegna, piuttosto che cominciare a ragionare che in Germania un tedesco su 5 ha fatto già vacanza cicloturistica sulle diverse, diciamo, sfaccettature dell'offerta. In Austria sembra di no, perché sono relativamente pochi, però 850.000 hanno fatto vacanza attiva, dei quali la principale destinazione, è normale per vicinanza, è l'Italia. La Svizzera fa molto vacanza di natura, dove il 41% del totale delle svizzere che fanno vacanza attiva lo fa con bicicletta. Stiamo sempre sui livelli del 40%, a questo caso comparativamente con quelli che camminano è importante, ma è minore. E dove vanno? È una vacanza prevalentemente europea, difficilmente vai a fare, diciamo, soft adventure. L'appassionato mi andrà sicuramente a fare vacanze in Latino America piuttosto che all'Himalaya. Per normalmente la destinazione degli europei è dentro di Europa. E quali sono le principali destinazioni, diciamo, di cicloturismo in Europa? Curiosamente è un prodotto domestico, locale. Delle 3 vacanze medie che si fanno in Europa, ok? Normalmente la vacanza importante vai all'estero, farti sole e spiaggia, stiamo parlando di pubblico normale, gente normale, non l'esportivo appassionato e assatanato. Normalmente le altre 2 la fanno vacanza attiva, ma nei suoi propri paesi, lo quale ci porta a ragionare come è il cicloturismo in Italia. Per noi, per fortuna, il 61% sono stranieri,
I mercati più importanti la Germania, l'Austria, la Svizzera, il Regno Unito, Francia, Stati Uniti e Australia, okay? Che magari non coincide con noi, qui stiamo parlando a livello italiano globale, con il 39-40% dei propri italiani. Partendo che le destinazioni prioritarie sono le regioni del nord, magari anche per vicinanza o per il fatto che ci sono ovviamente le montagne e le Alpi, seguito del fatto che diciamo quando vengono gli stranieri è giugno, luglio e agosto, che va in qualche maniera, diciamo, c'è più importanza del turista internazionale rispetto al turista italiano, tenendo conto che maggio e settembre la percentuale degli stranieri discende fino al 55%. E dove dormono? Beh, un 20% in albergo, ma qui è molto diffuso, dove abbiamo che il 19% agriturismi, un 19% B&B, case in vacanza, eccetera, un 14% in appartamenti, cioè devo dire, non è necessariamente che dormono in albergo, e sfruttano tutte le possibilità ricettive che il mercato ti offre. E che cosa cerca in una struttura ricettiva? E qui andiamo molto mirati a se vogliamo noi sviluppare un'offerta adeguata, competitiva e attrattiva in Sardegna per il cicloturismo, dobbiamo cominciare a ragionare che delle strutture ricettive mi cercano il comfort e strutture con locali chiusi e sicuri per la custodia della bicicletta, oltre a, diciamo, aree attrezzate in qualche maniera, anche con qualche mezzo, con qualche strumento, per riparare e sistemare le biciclette, eccetera. Personale competente che sappia guidare e orientare, e ovviamente la postazione web, ormai è di default. Quanto spendono? Beh, in realtà è un cliente disponibile a spendere, come vedete qua. Abbiamo una media, nel caso del nord dell'Italia, a 35 euro a persona e giorno, 40 nel caso del sud delle isole a 39%, tenendo conto che qui è molto importante la diversità del tipo di ricettività che tu scegli. Cosa chiedono? Beh, curiosamente interessa tutto quello che è, diciamo, prodotti naturali legati alla realtà del territorio, eccetera, ma evidentemente anche efficienza nei trasporti pubblici e la possibilità di muoversi anche con la bicicletta. E che cosa si aspetta un cicloturista da un territorio di destinazione? Beh, fondamentalmente infrastrutture, sentieri, piste ciclabili, piuttosto che tutto quello che sono i servizi di comunicazione, cartografia, portali online, eccetera, seguito anche dei servizi più o meno adeguati o specifici per loro. Stiamo parlando ovviamente dei servizi, noleggi, tende, shop, cambiarti le gomme, eccetera, eccetera, anche guide specializzate, accompagnatori specializzati, per finire su un aspetto molto importante, la sensibilizzazione della popolazione locale. Vuol dire che quando arrivano i turisti non è che me li sputino in faccia, e si attraversi il sentiero che passa per il bosco proprietà di qualcuno, vero Lorenzo, che non ti arrivi con il fucile. Che non li confondano con il... Adesso mi è arrivata una notizia di uno che è stato non in bicicletta, stato a piedi, menato, vabbè. non menato, Sparato. L'hanno sparato. Vabbè. Quella è un'esperienza. Turismo Dangerous. Ok, andiamo avanti. Allora, l'offerta, che cosa dobbiamo, per diventare destinazione turistica dobbiamo avere? Un'offerta di sufficienti o numerosi sentieri, percorsi, itinerari, ovviamente la segnaletica turistica, amici di Forestas, eccoli qua, piuttosto che la possibilità di affittare equipaggiamento, attrezzature, eccetera, una certa rete di assistenza, ovviamente i trasporti pubblici per poter in qualche maniera diciamo, muoversi, ma ovviamente le opportunità enogastronomiche, eccetera, e anche le proposte alternative nel caso piova o ci siano delle problematiche.
E che cosa deve avere una destinazione? Percorsi che possono essere di 3 livelli, o diciamo in linea o itineranti, a Tanelo o anche diciamo a logica di margherita. Evidentemente per l'esportivo interessa l'itinerario, per la soft adventure magari può funzionare bene il modello all'anello piuttosto che diciamo a logica di margherita. Mentre che questo vado più avanti così chi abbia voglia di più informazione se la do ben volentieri. Quali sono le necessità? Dobbiamo di comunicare al cliente il tempo che ci metterà, nel peggiore dei casi, a fare la percorrenza. Okay? Se è un cliente che vuole informazione, vuole certezza e sicurezza, come anche collegare tutto quello che sono la offerta, fornire informazione rispetto alle strutture ricettive, ristorazione che si può trovare attorno al suo percorso, itinerario, eccetera. I servizi in loco che le interessano sono fondamentalmente ospitalità e ricettività bike friendly, che risponda ai suoi bisogni, piuttosto che la possibilità di noleggio di biciclette, attrezzature, assistenza tecnica, ma anche medica, massaggi, eccetera. Vuol dire sicurezza, comfort. Questo è il concetto di comfort che loro mi cercano. Ovviamente segnaletica e tutto quello che sia necessario. Evidentemente è importante che ci siano percorsi e segnaletica piuttosto che diciamo una destinazione deve di lavorare come linee guida a partire che abbiano questi 5 elementi: sicurezza, minimizzare, cioè comunicare e minimizzare i potenziali rischi per il cicloturista, la coerenza, soprattutto anche l'aspetto della linearità e la attrattività, ma ribadisco il concetto di partenza, quello che li fa misurare il comfort, per arrivare fondamentalmente a capire, qui ci porterebbe su un argomento che sarà affrontato nel piano strategico, che è il piano, diciamo, il piano specifico della segnaletica turistica, poi ne parleremo più avanti. Segnaletica che deve indicare le condizioni del traffico, i dislivelli, sa, tutta l'informazione fondamentale che porta. Come dobbiamo vendere questo? Innanzitutto dobbiamo fare una promozione univoca. Tento di spiegarmi. È inutile che andiamo a vendere il mio micro paesino al mercato internazionale. Quanto più lontano si trova il mio potenziale cliente, più grande devo di andare rispetto diciamo, la destinazione che voglio vendere. Devo lavorare soprattutto per campagne per B2C, per segmento, una roba al mountain bike, perché ha una tipologia di cliente specifica che è diverso da chi mi fa cicloturismo, che è diverso di chi mi fa attività più impegnative, freeride, eccetera, eccetera. Qui la verticalizzazione è fondamentale. Non è un prodotto orizzontale se non verticale, con dei mercati molto verticalizzati, ma soprattutto anche lavorare per coinvolgere direttamente gli operatori giornalisti attraverso azioni specifiche e con delle... è inutile andare a fare promozione alla BIT di Milano per il cicloturismo. Devo di andare, come ci hanno raccontato quelli della Costa Brava, alle fiere specifiche, che è dove trovo il tour operator internazionale specializzato, ma anche quell'influencer o anche quella persona che organizza con i gruppi i viaggi pertinenti. Per le strutture ricettive, in qualche maniera, già questa mattina Lorenzo ce lo ha raccontato le caratteristiche che abbiamo bisogno, ma soprattutto dobbiamo cominciare a ragionare in creare pacchetti rivolti specificamente ai diversi tipologie di cicloturisti e stranieri a partire dei target di mercato, tenendo conto che dobbiamo di prevedere questi 4-5 elementi: pernottamento, servizi di noleggi, eccetera, trasporto bagagli, l'assistenza tecnica e il roadbook nella lingua pertinente. Direi che com'è l'identikit di questo cicloturista? In generale ama la propria bicicletta, ci tiene più alla bicicletta che alla moglie, soprattutto perché la bicicletta non gli parla. Ha fra i 45 e i 65 anni, ricordatevi la figura del Mamil, man middle age in licra, con un livello culturale medio-alto,
60% uomini, c'è la tendenza in crescita alle donne, perché anche loro vogliono scappare di casa, o dei mariti, o dei compagni. Reddito medio-alto, viaggia, diciamo, con la logica che usa spesso internet, ma soprattutto ha una buona capacità di spesa e di propensione a scendere. Come viaggiano? Curiosamente il 50% viaggia in coppia. Stiamo parlando a livello europeo, eh? Soprattutto... No, no, la coppia. La coppia. La coppia. E la coppia non è detto che sia la moglie. Ok? Il 20% gruppi di amici di 3-5 persone, cioè gruppi piccoli, eccetera. Una percentuale non indifferente, ma normalmente è destinazioni, diciamo, relativamente vicini al luogo dove loro vivono, che viaggia da solo, e come vedete un 8-9% viaggiano in famiglia. Le motivazioni è fondamentalmente questi 4. Fare attività sportive, vicinanza, contatto con la natura, eccetera. La flessibilità vuol dire che sono io a comandare. Mi segui? Sono io. I 50 euro sono miei. Non senti? Lo so che non senti. Va bene? Aspetti, diciamo, personali di salute, eccetera, e questi sono gli argomenti. Le motivazioni però, attenzione, cambiano a partire del tipo di bicicletta, di turismo attivo che io faccio. Ovvero, per il slow bike, cioè la bicicletta cicloturistica normale, per capirci, ok? La motivazione è praticare un minimo di attività fisica, conoscere il territorio, ok? Ti do una soddisfazione, la ricerca di relax e di comfort, ritrovare in qualche maniera i ritmi lenti, la libertà, cioè staccare dalla mia vita stressante quotidiana, normalmente si fa in famiglia, percorrere itinerari fuori del comune, e anche importante l'aspetto ecologico. La mountain bike è diverso, sperimentare è un pizzico di avventura, è il contatto, il confronto con me stesso, la sfida con me stessa, il rischio e l'azione, ovviamente fare sport e ovviamente man mano vai crescendo provare percorsi più tecnici. Sulla bicicletta da corsa lì è competitività pura, cioè eseguire le tracce di Pantani e compagnia vela mettendosi alla prova, ma anche diverso è però l'ambito delle bike, che va a incrociarsi abbastanza con le slow bike, dove l'aspetto importante è la motivazione e il divertimento, ovviamente un po' il fitness, la salute, e la spiegazione che ci diamo è quello della protezione della natura, quello che dicono tutti, ma in realtà è perché pedali e fai molta meno fatica. Sui megatrend direi che vado in qualche maniera molto veloce. Qui, per chi vi interessi, c'è l'identikit mercato per mercato, i tedeschi come sono, i francesi, diciamo che ci sono, come vedete qua, i canali di informazione che utilizzano, dove vanno, dove alloggiano, eccetera. L'informazione ovviamente sarà a vostra disposizione, sempre quando mi pagate bene, ok? Cosa? Questo è gratis, il prossimo click già è a pagamento. Dai. Fatta? Francesi, svizzeri, l'olandesi, gli inglesi, e qui abbiamo in qualche maniera dal punto di vista come operatori quali sono alcuni suggerimenti per poter creare un'offerta cicloturistica competitiva e portarla sul mercato per garantirci un minimo di successo. Facciamoci la domanda se la Sardegna può diventare una destinazione turistica di cicloturismo. La risposta che io mi do è sì, ma dobbiamo tener conto come funziona il mercato e organizzare per dare risposte, perché attenzione, il cicloturista è un cliente molto 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 esigente, ok? Minuto per una per domande o no, Lucio? Le teniamo alla fine. Ok, grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.